Crediamo che la chiarezza sia necessaria, per questo abbiamo chiesto che venga istituita una commissione di inchiesta in Consiglio regionale e ieri il Presidente Zaia ha dato l'ok su questo, perché ci sia la possibilità di audire i tecnici, di approfondire fino in fondo le responsabilità tecniche e politiche di quanto è accaduto. È un fatto che in Veneto nella seconda annata ci sia stato il quadruplo dei morti purtroppo rispetto a quanto era accaduto nella prima, per cui è evidente che qualcosa non ha funzionato. Noi non accusiamo nessuno, chiediamo però che su questo ci sia una ricerca della verità. La lunga permanenza del Veneto in zona gialla, anche quando le altre regioni ormai erano in arancione o in rosso, è sicuramente una delle questioni che la commissione d'inchiesta deve approfondire, perché dopo quella zona gialla, ce lo ricordiamo tutti, abbiamo ovviamente avuto un picco, un aumento dei contagi esponenziale nella nostra regione, per cui capire come quella zona gialla possa aver influito su quel fronte è una delle questioni che vanno sicuramente approfondite, discusse e analizzate.